Cristiano Biraghi nel mirino del Napoli. Il mercato continua ad essere movimentato e il club partenopeo potrebbe essere sul punto di aggiungere un altro giocatore importante alla propria rosa. Prima di entrare nei dettagli, assicuratevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia. Antonio Conte ha fatto capire di volere dei rinforzi pronti a dare un contributo immediato al Napoli e il nome di Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, è tornato in auge. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sport Italia, il Napoli sta valutando seriamente la possibilità di portare il giocatore, soprattutto dopo l'infortunio di Matias Olivera, che ha lasciato un vuoto importante nella difesa. Biraghi, che da tempo sembra essere fuori dai piani del tecnico Raffaele Palladino alla Fiorentina, verrebbe liberato dal club toscano senza grossi ostacoli. Questo è in linea con l'interesse di Conte, che conosce bene il giocatore e ritiene che possa adattarsi rapidamente allo stile e alle esigenze del Napoli. Secondo Pedullà, il Napoli non ha ancora fatto del centravanti una priorità, ma lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Vista la necessità di rinforzare la difesa, la dirigenza potrebbe procedere con un'offerta concreta per Biraghi. Il fatto che il giocatore abbia esperienza in Serie A e sia noto per la sua costanza in campo lo rende al momento un'opzione affidabile. Inoltre, lo stesso agente di Biraghi ha già suggerito che il giocatore è pronto a chiudere la sua carriera alla Fiorentina, aprendo la strada a un trasferimento. L'eventuale arrivo del centravanti potrebbe non solo offrire una soluzione immediata all'assenza di Olivera, ma anche aggiungere profondità e qualità alla rosa. Che ne dite, tifosi? Pensate che Biraghi possa essere un buon acquisto per il Napoli? O sarebbe meglio cercare un altro nome sul mercato? Commentate qui sotto e condividete la vostra opinione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti esclusivi.